Buongiorno a tutte e tutti. Oggi in questa conferenza stampa parliamo di Venezia e la sua laguna, anche i comuni ovviamente limitrofi, quelli relativi alla Gronda lagunare, perché quest'anno terminano i soldi previsti dalle leggi speciali per Venezia, come previsto da governo Meloni, che non ha voluto rifinanziare, diciamo, la laguna e la Gronda lagunare. La chiamiamo legge speciale perché appunto prevede una serie di interventi per Venezia, che è una città speciale, sia morfologicamente sia dal punto di vista socio-economico, naturalmente, e anche le città come Chioggia, le isole e la Gronda lagunare tutta. Quindi in questo excursus che ci siamo permessi di fare abbiamo ricordato la storia della laguna di Venezia, in particolare ricordando che tutto ebbe origine nel 1966, quando Venezia, Chioggia e la laguna, in particolar modo l'isola di Pellestrina, furono sommerse da una quantità di acqua eccezionale di misura di 194 centimetri sopra il livello medio del mare. E questa circostanza portò la politica a interrogarsi riguardo la salvezza di Venezia, minacciata anche dalla subsidenza in parte causata dalle industrie chimiche di Porto Marghera, e a prendere poi provvedimenti seri su queste questioni. Naturalmente la subsidenza riguarda anche il Polesine, tant'è che quell'anno poi veramente ci furono grossissimi problemi. Arriviamo quindi al 16 aprile del 73, quando il Parlamento licenziò la prima legge speciale, la 171, che definiva di interesse nazionale l'obiettivo della salvaguardia lagunare, prevedendo stanziamenti. A questa seguirono altre 3 leggi, quella dell'84, quella del 91 e poi un'altra nel 92. Qui abbiamo riportato anche le cifre di cui parlavano queste leggi speciali. La prima destinava 300 miliardi di lire all'epoca, abbiamo fatto una conversione in euro rispetto al valore della lira all'epoca. La seconda prevedeva 600 miliardi di lire, la terza 62 miliardi e l'ultima 350 miliardi di lire. Le competenze che si riscontrano per quanto riguarda la situazione di Venezia e Gronda lagunare spettano in parte allo Stato sulle grandi opere e infrastrutture per la salvaguardia della laguna, una su tutti chiaramente il Mose. Alla Regione compete la prevenzione dell'inquinamento delle acque e il suo risanamento, il risanamento della laguna. Ai comuni compete il restauro e la conservazione dei beni mobili e immobili, sviluppo urbano, economico e sociale. Quindi tutti e tre questi enti hanno competenze importanti. Arriviamo al comitato, detto comitatone, della legge del 73, in cui sono presenti una serie di istituzioni, enti, il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, il Ministro per la Marina Mercantile, il Sindaco di Venezia e il Sindaco di Chioggia, 2 rappresentanti degli altri comuni che in origine erano solo Codevigo, Campagna Luppia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, poi sono aumentati nel prosieguo, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per la sanità, il Ministro per la pubblica istruzione e infine Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia. Quindi la legge del 73 stanziava 300 miliardi di lire, circa 1,5 miliardi di euro, suddividendoli non solo in base alle competenze dei vari enti, ma in base ad obiettivi specifici e particolari missioni. Sappiamo che con la legge speciale sono state fatte tantissime opere, a partire dal risanamento delle acque, la prevenzione dell'inquinamento, anche alcuni edifici, palazzi sono stati ristrutturati grazie a questa legge, la rete fognaria e non solo quella relativa a Venezia, ma tutta la Gronda lagunare, quindi si discuteva anche prima della fognatura di Padova, ad esempio, anche quella è stata un'opera finanziata attraverso fondi della legge speciale per Venezia e la laguna.
I privati, sia in quanto aziende che singoli proprietari di beni immobili, ricevettero ingenti finanziamenti per la riqualifica, riconversione o ristrutturazione degli stabili. Le imprese ebbero accesso a fondi diretti, mentre per gli immobili nei centri di Venezia e Chioggia si trattò fondamentalmente di agevolazioni per anticipi da parte dello Stato a tasso zero o ridotto. Qui abbiamo uno schema della ripartizione, opere dello Stato e Regione predominanti, ma anche comuni di Chioggia e Venezia, fondi per le aziende e fondi per degli studi. È stata poi ricostruita una quota, riconosciuta una quota a beneficio dei comuni della Gronda rappresentati nel comitatone. Con le successive leggi la platea dei comuni destinatari dei provvedimenti speciali fu ulteriormente allargata. Erano 40 i milioni riconosciuti ogni anno in base alla legge del 2017, di cui 24 milioni e 225 mila euro per il Comune di Venezia, quello lagunare a cui spetta la ripartizione dell'81%. Dal 73 al 2023 piovono 11 miliardi di euro, tra finanziamenti ricevuti tramite il sistema di leggi speciali, ma anche tramite altre norme e ulteriori addizioni previste dalle varie sessioni di bilancio, varie norme di bilancio, ma di questi 8,7 sono arrivati direttamente al Consorzio Venezia Nuova, di cui 2/3 utilizzati per il MOSE e il resto gli interventi a latere. Alle città sono arrivati 2,8 miliardi, solo briciole negli ultimi anni. Tra il 93 e il 2004 arrivavano in media 143 milioni, poi il flusso si è via via diminuito fino a interrompersi, arrivando a 28 milioni annui per il 2023 e 2024 per il Comune di Venezia. Come dicevo all'inizio, dopo quest'anno non ci saranno più fondi per la città di Venezia. E poi vedremo anche per la Regione, invece, Regione Veneto, dal 2008 i fondi stanziati dal governo ammontano a 0 euro. Qui abbiamo, se l'ufficio stampa mi viene in aiuto, un contributo del senatore Enrico Cappelletti, che ha deputato Enrico Cappelletti, che ha formulato delle proposte al bilancio, quindi degli emendamenti, ricomprendendo anche la questione della legge speciale di Venezia. Buongiorno, vi ringrazio innanzitutto dell'opportunità di poter commentare questa legge di bilancio, di illustrare brevemente quelle che sono state le nostre proposte e di potermi soffermare un attimo anche sugli emendamenti che ho presentato, non ultimo quello per la salvaguardia di Venezia. Innanzitutto occorre spostare miliardi di euro dal bilancio della difesa al welfare dei cittadini. Bisogna salvare la sanità portando gli investimenti al 7% del PIL, cioè a livello europeo. Ecco, l'emergenza vera è questa, è la sanità. Basta attendere anni per una visita specialistica, anche qui in Veneto. Certo, occorre anche pensare alle pensioni, specialmente alle pensioni minime, occorre pensare a sostenere la cassa integrazione, così come anche il fondo per la disabilità. Le coperture, ma noi le abbiamo previste, non solo riducendo la spesa in armamenti, ma anche dalla tassazione degli extra profitti. Pensiamo certamente alle banche, ma anche ad esempio alle assicurazioni, che durante il Covid hanno mantenuto i loro premi e nonostante il crollo degli indennizi. Pensiamo e proponiamo di introdurre una vera web tax per i giganti del web. Pensiamo di riprendere, di fare una seria lotta all'evasione fiscale di cui questo governo pare si sia dimenticato. Per le imprese proponiamo un ritorno dall'attuale transizione 5.0, che è un fallimento, alla precedente transizione 4.0, che aveva dimostrato di funzionare molto bene per le imprese. Il settore dell'edilizia poi oggi pare che sia nuovamente abbandonato a se stesso. Vanno dunque ripristinati i bonus su ristrutturazioni, magari partendo da un'aliquota bassa del 40%, però a salire in base al tipo di intervento, e che contenga la possibilità di cedere il credito, perché questo consente l'accesso alle detrazioni anche a chi non se lo potrebbe permettere. Personalmente ho depositato emendamenti alla legge di bilancio a favore delle famiglie che versano in una situazione di povertà energetica, perché sono sempre di più le famiglie, ma potrei parlare anche delle imprese
che non riescono a pagare le bollette. Per fare ciò ho proposto di modificare il funzionamento del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica, che attualmente non funziona. Pensate che sono stati distribuiti meno dell'1% della sua capienza. Ho proposto di introdurre un fondo di garanzia per la realizzazione delle comunità energetiche, fondo che permetterebbe, se ci fosse, a tutti di accedere al credito per poterle realizzare e ridurre le bollette. Ho proposto anche di sterilizzare gli oneri di sistema, che sono sostanzialmente dei costi fissi che fanno lievitare le bollette a prescindere dal costo vero dell'energia che ci troviamo a dover pagare. Ma come dicevo prima, ho anche depositato questo emendamento per il finanziamento di 150 milioni di euro alla legge speciale per la salvaguardia di Venezia. Ebbene, questo emendamento è stato dichiarato inammissibile dalla maggioranza, che evidentemente non solo non lo vuole votare, non lo vuole neppure discutere. Ora, io credo che non voler votare l'emendamento per Venezia sia un fatto grave, che dimostra ancora una volta l'assenza totale di attenzione da parte del governo per il presente e il futuro di questa città meravigliosa. Ma è anche un gesto che non dovrebbe sorprendere, se è vero come è vero che questo schiaffo a Venezia va a braccetto con la proposta scellerata di qualche settimana fa di realizzare addirittura una centrale nucleare proprio a Marghera, a 2 passi da Venezia, in sfregio alla città più bella del mondo. Ma in ogni caso noi ripresenteremo l'emendamento per la salvaguardia di Venezia ogni qualvolta ne avremo l'occasione in Parlamento. Così come continueremo ad incalzare la maggioranza su tutti i temi che interessano un territorio produttivo come il Veneto. Questo naturalmente al fine di scongiurare che le politiche di austerity firmate in Europa dalla Meloni portino il nostro paese e la nostra regione dritti in una fase di recessione e di ulteriore crollo. Ecco, ringraziamo per il contributo il deputato Cappelletti e per gli emendamenti tutto il Movimento 5 Stelle, perché sono proposte diciamo necessarie per i cittadini, visto il periodo di crisi che sta attraversando il Paese. Questi 150 milioni sarebbero serviti moltissimo a Venezia, ma il fatto che sia stato dichiarato inammissibile l'emendamento ci fa pensare ad una valutazione più che tecnica, molto più politica, e quindi alla non volontà di pensare a una forma di finanziamento per un territorio fragile come quello veneziano, ma anche forse a un disinteresse verso le politiche regionali del Veneto. Arriviamo a vedere proprio il progressivo calo dei finanziamenti a partire dal 73 per arrivare ai giorni nostri, che praticamente possiamo constatare questi finanziamenti arrivano a zero e nel frattempo i cittadini del Veneto, bisogna ricordare, che aspettano ancora i milioni di euro dei risarcimenti dovuti dopo gli ultimi eventi climatici estremi negli ultimi anni, come ad esempio i danni dalla grandine eccezionale del luglio 2023, per i quali il governo stanzierà solo il 20% dei fondi per i ristori necessari, pari a 65 milioni di euro su 310 dei danni subiti. Quindi, come ricordavo prima, grazie ai fondi della legge speciale, per anni i comuni della Laguna hanno potuto effettuare opere di urbanizzazione necessarie e fondamentali. Senza questi fondi, con l'aggiunta inoltre degli ulteriori tagli agli enti locali operati dal governo Meloni, pari a 80 milioni di euro all'anno, si obbligano le amministrazioni comunali, soprattutto quelle più piccole, a rinunciare ai servizi essenziali e opere infrastrutturali, oppure ad aumentare le tasse nei limiti della loro competenza. Non si tratta quindi solo di situazioni emergenziali, serve garantire la sopravvivenza delle comunità territoriali. Ma ricordiamo un attimo cosa diceva l'assessore Marcato, quando competente appunto sul tema di leggi speciali per Venezia. Il fragile sistema ambientale della laguna ha bisogno di interventi di tutela e attenzioni particolari. Per questo va rifinanziata la legge speciale in maniera cospicua. Questo non più tardi dell'anno scorso, erano le parole dell'assessore Marcato. Si tratta di una consapevolezza trasversale a tutte le forze politiche, anche se la maggioranza
di questo palazzo, fino a prova contraria, è la stessa che governa il paese e la stessa anche che governa la parte, diciamo, del Comune di Venezia. Evidentemente l'amore incondizionato per questa terra, professato da esponenti come Marcato, in verità estremamente condizionabile da esigenze politiche e logiche, diciamo, partitiche di palazzo. Zero risorse, tutti zitti. E allora ci viene subito in mente la questione dell'autonomia, perché esattamente un anno fa il Consiglio regionale approvava all'unanimità un mio ordine del giorno che chiedeva alla Giunta un impegno con le istituzioni romane per far arrivare le risorse necessarie al capoluogo e alla Gronda lagunare. Dopo 12 mesi ancora zero, ancora tutti zitti e siamo al punto di partenza. Serve agire subito, rinnovare questo impegno con grande urgenza e altrimenti diventano semplici slogan davanti a una realtà dei fatti che invece certifica il fallimento di una politica di destra nei confronti del territorio veneto e della laguna di Venezia e soprattutto anche la disattenzione verso un territorio speciale, appunto come Venezia e la sua laguna. La legge speciale, a nostro modo di vedere, è la vera autonomia del territorio, che regge da 50 anni le sorti della laguna stessa e della sua comunità. Quindi il punto è, se questo governo non crede più alla legge speciale per Venezia, o ne faccia un'altra a modo suo, oppure dimostri che ci tiene ancora e finanzi questa legge. È una legge statale per cui anche il fatto di dichiarare inammissibile un emendamento per aggiungere dei fondi ad una legge statale mi sembra l'inverosimile. Per cui adesso lascerei la parola alla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Sara Wiesmann, perché ci parlerà anche dal suo punto di vista di quello che lei è capace di riscontrare a livello di Consiglio Comunale di Venezia. Ringrazio tutti, ringrazio Erika anche di questa possibilità, perché questo intervento mi dà modo anche di spiegare come il Consiglio di Venezia invece si sia ritrovato unito proprio nel richiedere questi fondi di legge speciale che venissero rinnovati. Voglio ricordare che all'inizio di questa consigliatura, parliamo del novembre del 2020, è stata votata una mozione all'unanimità all'interno del Consiglio Comunale di Venezia proprio per chiedere i 150 milioni di euro annui a rifinanziamento della legge speciale. Voglio ricordare anche che in maggioranza di questa consigliatura c'è all'interno proprio i rappresentanti della Lega, i rappresentanti che adesso sono a capo del governo. Quindi non veramente risulta molto inaccettabile ma anche inspiegabile come l'emendamento dell'onorevole Cappelletti non abbia trovato questa possibilità di essere aggiunto per venire poi discusso all'interno della legge di bilancio. Io mi auguro, proprio a questo punto, per togliere tutti gli alibi a questa maggioranza di governo che abbiamo ora, che ci sia questa volontà di rifinanziare i soldi della legge speciale, perché come si è detto e come ha detto anche il nostro sindaco a più riprese, con questi fondi si possono sistemare moltissime criticità che ha in questo momento la città e che non può far fronte con i fondi normali del bilancio comunale. Abbiamo sentito, Erika giustamente ha detto quanto speciale sia Venezia e infatti questa legge speciale in realtà dal governo non viene riconosciuta una specialità di autonomia di Venezia, però era data una possibilità di una gestione di fondi specifici per interventi particolari. In questo momento poi questi interventi noi non possiamo farli e invece sarebbe molto importante, anche visto il funzionamento del MOSE, che a quanto pare e a quanto sembra nel futuro dovrà essere utilizzato più volte durante l'anno, quest'anno è stato utilizzato moltissime volte, avrà bisogno proprio di quegli interventi, delle fognature,
che saranno sicuramente necessari per la vita stessa della laguna, e quindi se non troviamo fondi di questo tipo importanti, noi andiamo sicuramente verso un declino delle acque e un inquinamento sempre più grande all'interno di quello che è il bacino lagunare. L'unica cosa che volevo ricordare è che durante il Conte 1, proprio in merito alle emergenze, con la seconda più alta acqua alta, quella del 2019, sono stati stanziati i soldi proprio per mettere a posto, e erano soldi particolarmente speciali anche quelli. Sono stati fatti in un fondo di prima emergenza, e poi tutti gli altri sono stati gestiti direttamente dal Comune di Venezia, il sindaco in qualità di commissario straordinario, e sono arrivati anche alle persone che hanno fatto domanda. Quindi il governo Movimento 5 Stelle ha sempre risposto alle esigenze di Venezia. Noi ci auguriamo che anche questo governo, che tanto sbandiera questo suo amore per Venezia, lo faccia in maniera pratica e non solo a parole. Grazie Sara per aver ricordato il finanziamento dell'Acqua Granda del 2019 da parte del governo Conte. Quello che invece oggi è cambiato è il fatto che si va in una direzione completamente opposta, con tagli che pesano grandemente sulle regioni, una regione come la nostra che è costretta dal punto di vista dell'assessore della giunta regionale ad aumentare ad esempio l'IRAP per far fronte ai minori incassi da Roma. Quindi questa è una situazione che noi riteniamo inaccettabile, perché come si diceva si va poi a decremento dei comuni che sono obbligati o a tagliare i servizi per i cittadini o ad aumentare le tasse di loro competenza, e di conseguenza anche le regioni fanno lo stesso. Ecco, questa è la proposta nostra per Venezia, la sua laguna, non solo per la città di Venezia, ma anche per Chioggia e gli altri comuni della Gronda lagunare, che, ripetiamo, sono territori del tutto speciali, quindi meritano un'attenzione particolare che, primo tra tutti gli altri anche, questo governo, a traino Fratelli d'Italia, Lega, non ha saputo diciamo, avere questa attenzione nei confronti di questo territorio.